Sì, no, adesso che sta che l'inverter, ma ieri devo guardare che bel le pulmini con tutte ste lucette, un fia van life, un fia frufru. Aspetta perché a me No, sto vedendo piace. strumento, no, guarda strumento, guarda. No, ma vieni qua Ulfo, è un altro discorso. Allora, Ulfo ha scoperto, vabbè, grazie a strumento, che praticamente è la bombola difettosa, no? In sostanza. E quindi, insomma, io volevo un po' rispondere a quella volta quando mi dicevano che le bombole erano più sicure del bombolone, no? C'è una bombola interna, no? Maneggiata più volte, numerose volte, è più sicura di un bombolone che è un'altrettanta bombola maneggiata una sola volta ogni 10 anni che sta fuori dal camper. Si è capito la logica dell'italiano medio? Dopo mi so cancro, dopo ogni volta ve le sbattono i denti, Dio caro, quando dite le cazzate. Perché gli mettono la pasta, tipo una pasta autobloccante, tipo, non è che gli stanno lì a fare tutte le volte Teflon o altra roba. Si vede che l'hanno tirata male, sì, è bello che il cartellino collaudato anche, Dio caro. Vabbè, insomma, no, ma magari è anche vero, però... Neanche a guardare, Dio caro. Magari è anche vero, però col tempo, sai, vedi, maneggia, attacca, stacca, carica, ricarica, si è danneggiata. Ma però no ragazzi, a parte scherzi, se avete dubbi ogni tanto un controllino, quel cazzo di coso lì, il piccio, costa una monata. Sì, no, devo dire il rilevatore di gas che sa usare. Sì, So che non so. Comunque ce ne sono tante marche. Sì, infatti, ecco, Guinea di tante marche. Negozi idraulici o così, insomma, si trova. Manca su Amazon. Dappertutto AliExpress. E se piccolo, è leggero e costa poco. È il tassato del cuore. Bombola, Voglio ricordare questa storia della Betta che dà il succhino. Guarda che gli dà il succhino, che beve il succhino a colazione. Cari dal signor, che tenerezza. Mi ricorda le scuole, no? Quando ti metteva il succhino, che dopo il sopea, che vai. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano. No, avete pagato il biglietto? Sì. Ragazzi, sono 10 a testa, 3 del canne. Ecco Francesco e fa il tutorial su come andare avanti contenti. Ok, è semplice. No, non è semplice, guarda il movimento. Ok. Ciao signora Cavareta, vieni qua. Non vieni? Cavareta? Guarda. Che cavara sustega. Chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è... Costa il pony solo di Ulfo. Ma è bello Miller, grazie che ci hai consegnato questo posticino. Ringrazia Miller. Sì, è vero, avevo lo zoom. Ecco, lascia a posto. Guarda, ecco. Guarda qua che ho skate. E tu neanche con skate non riesco. Ah, vede, a Ray por 6. Che belle, pieni di animaletti. Ah no, le Ulfo, aspetta. Ulfo sta importunando gli animali. Ah, sai. Guarda. Il mio kebab personale. No, non è un kebab, t'ho dita là il collo così. No, guarda come percepisce una presa per il culto e si gira dall'altra parte. Guarda che bello sto discorso ragazzo, dell'adotta una quercia, vedi la tecca, adotta una quercia, tu ti puoi adottare la quercetta, te la metti in camper, magari mettila sotto lo blocco e qua cresce, va fuori per lo blocco. Guarda che sberega del cavallo, è grande, guarda che roba. Ciao bellissima, buongiorno. Buongiorno Nessuno. Sì. Che bella questa cavara. Ah sì, vuoi che ti gratto il corno? Ah, ti gratto il cornetto, guarda che sta cavara. Ah, guarda questa cavara, cavarusa.
C'è una cavara cavaruso, sì, tanto cavaruso, a me piacciono tanto le cavare, sì. Guarda che robe, ti piace le cavare, Ulfo? Guarda che misteri, Dio caro! Allora, a lavorare in un ufficio anche a lui? No, i capretini! Che bello il capretino, picciolino, cicciolino. Anche lì il capretino sotto il barbino. Vieni qua, ciao capretto. Non vuoi l'affetto? Sei un capretto sustego? Ah, sei un po' sustego? Ma scusa, dire sa, spusa via. Questa è una cava non fia sustega. Sì. Perché? No, scusa, all'asco, Ulfo, fate due domande. Allora, se... Esatto. alla capra. Ah sì, è vero. Sì, perché dice è una femmina incinta e ho detto no, è i baioni da Drio e hanno detto ma come mai sta panza beverà mia birra? Sì, a fine, guarda il logo di Alasco, guarda tra l'altro È proprio vero, sì, Oh, il piso che la sarà fa diventa birra. sarà quello di Alasco, guarda la cavara di Alasco. Infatti guarda la barbetta che è appoggiata dentro la birra, si diventa Sì, gialla. esatto, proprio lui. Dopo che È facciamo vero, no? Sono andato a studiare, guarda anche a cose là a cavara, quindi cose. sì, Capra, birra guarda, capra. cavara e beve birra, Dio, guarda qua. Vedo che va a calbara da sole. Ciao, cavara da birra. Dimmi. Cos'è lei? Ha visto il cavallo? Ah, hai visto? Oh! Ah, sta! Manuè! Ah, ecco perché il tipo dice Manuè, adesso ho capito! Che bello! No, guarda una roba, come che nasce le banane, che certi mangia e certi fa altre robe. E tu, questa è la pianta delle banane e quello è il frutto, vedi all'inizio questa sorta di contenitore, di involucro che sembra un po' scartozza della panoccia, ok? Guarda che roba, che sberghe di tartarughe, guarda quante tartarughe. Cosa stai facendo? Deve fuori al sole per fare Sì, perché energia, per caricare. sono rettili, Infatti, nel sangue freddo. sono rettiliani che ti prendono, ti iniettano il microchip tramite il vaccino e ti comandano con un Ma mi joystick. devo pensare a boierle con un po' di dado, fare i giochi tortellini. Prova a mangiare, Marco, aspetta. No, vediamo se è velenosa o no la pianta di... Sono tagliato. Perché ti sei C'è una tagliato? spina. È vero? No, è finto la roba del sapone. Com'è che è? È il dolciasta di cementa acidula. Ah, quindi l'hai mangiata? Oh no, Adesso vediamo. No, perché a me piace fare questi esperimenti. No, esperimenti scientifici. Adesso vediamo Marco come si sentirà nelle prossime ore. Non so se si vede in video, c'è un pantegano. No, adesso non lo vedo più. Aspetta, adesso ti dico quando esce. Eccolo là. Guarda il pantegano. C'è un altro, due. Eccoli là, guardi. Non hai a che fare con altri dialetti. Olfo, guarda che t'ha un scritto, dove? Là, lo scritto, ma no, lei è la merda. I miei amici fanno la pizza e la birra fatta in casa. No, io devo pensare a cosa che serviva sta roba di là, però non so. E il non senso continua, ragazzi, non lo so, forse è un modo per dire anche te con gli amici fai ste robe, non lo so, forse è quello il messaggio, hai capito? Oppure è anche un ricordo per noi, ecco, anche quello può essere. Immagina. Cos'è Gina? Il baione ti fa arrabbiare Gina? Ah, sti baioni moderni. Che caldo ragazzi. E tu Dio, metto le gambe sulla tavola. Oh, a fare van life. No, merda Dio. No, stai spusa ragazzi, Dio. Ma fermoli. Dai che ho fare van life. No. Ma come fa? Guarda, fare una van life, guarda, non te ne passi neanche, Dio caro, guarda che Ma questa misteri. qua è la realtà, non è mia la van life, porco Sì, il Dio. Tamagotchi, di no, il Tamagotchi, il caro. Tetris, di guarda che misteri. Sta qua è la mia van life, lei è la realtà. Porca Dio. puttana, ma neanche in maceria, Dio caro, Dio matto. No. Cazzo i coglioni. Ma te che è il tuo la del Pullman Life? Ma perché tu vai a farla avanti? No, provare anche a mia van life. Ah, se il portone verde con tutti i moscati che No, che moscati un che cazzo. mi becca i coglioni perché ho tenuto il portone verde. No? Adesso che vomito Dio. Là.
Che mica merda. Sarà la Non tavola, ti lascia neanche sarà la teula. van life. Non ti lascia neanche a fare van life, Dio caro. Anche loro, mi dal mio, ti dal tuo, e tu. E te para via, Dio caro, Che merda le persone. Non so che sarà sta qua merda da qua. I'm doing tipo la van life. Van life de qua, van life de là. Oh, che belle, guarda le mie nuove copertine per il lettino singolo, così faccio meglio la van life perché più in pandan. Guarda, appena lo apri ti si iniziano zazzozi i peli. E come dice Menuna, tutta roba sintetica. Perché non ne vuole roba di cotone, se non è roba di cotone si cacca. Aspetta, sei curioso di vedere cosa ho preso. Chiave sostanzialmente un regalo, no, questo è solo sì. Eccolo qua, un regalo per la mia bici, le viti in titanio da mettere davanti al posto di quelle arrugginite. Ma soprattutto, ora io ho robe importanti, ecco qua, un paio di ciabatte serie, perché dove va tu con infradito da Recon? Queste sono un paio di ciabatte serie, sobrie ed eleganti, sì. Oh, tanto comode e morbidose, non so se ci vanno i calzini, per carità, però no, forse anche i calzini, dai, sì, le ho prese forse un po' abbondanti perché non mi fido più ormai delle taglie moderne. Sempre più casa sta roba, sempre più casa. Sarà una di quelle giornate, siamo ancora a maggio, non è ancora proprio estate, però è una di quelle giornate proprio sei afose, cariche di umidità, no? E io ora sono in libera con il deumidificatore acceso, è tanta roba, è bellissima sta roba veramente. Ringrazio di nuovo la DS Tech per sto discorso, le litio che permettono sta roba, e soprattutto anche poi Mirko per il montaggio e per tutti gli accrocchi, le strategie, le cose che sono state fatte su sto camper. Per me è veramente strano, probabilmente dico questo perché ho vissuto, cos'è stato, 4 anni, 5 anni in un camper, insomma, che era parecchio da battaglia su Scarosso, no? E quindi trovarmi adesso in questo camper completamente diverso, particolarmente massiccio, coibentato, eccetera, con tutti questi accessori, il mega impianto al litio, il frigo a compressore, tutte ste robe, il climatizzatore che va sotto inverter, ragazzi, e tranquillo, cioè posso andarlo a fare andare ore e ore, straore, che tanto i pannelli domani tac caricano come ridere. Cioè per me è una cosa tra virgolette incredibile, cioè non incredibile nel senso che dici è impossibile farlo, ma incredibile nel senso che dici wow, mai me lo sarei aspettato, insomma, ecco, anche perché insomma una volta non esisteva neanche le litio, tutti questi sistemi di caricare velocemente eccetera, quindi insomma era anche un pochino impensabile avere un climatizzatore sotto invertere contemporaneamente, però usare quelle utenze per la vita, per le cose di tutti i giorni, la pompa dell'acqua, le luci, il letto elettrico, eccetera, e soprattutto tutto ciò che ha reso la cosa che principalmente rende possibile sta vita in camper è il fatto di poter usare il computer, cioè di mandare avanti un ufficio che insomma va avanti a volte anche 12-16 ore al giorno, insomma, ecco. Wow, sarà pure una cinesata al Dometic, dico che è una cinesata perché l'ho visto dentro con me, un giorno non ho aperto, mi ha fatto vedere, veramente da prendere paura, c'è un miracolo che funzioni dopo un anno, veramente, però il risultato c'è, ok? Era fresca e deumidifica veramente alla grande. Adesso spengo se no fa freddo, però cos'è stato, un quarto d'ora e adesso qua è... Prima era proprio afoso, era proprio umido qui dentro, adesso si sta veramente da Dio. Quindi se non me lo consigli, cosa vuoi che ti dica? Questo c'è, tac, stuete, il telecomando sta proprio ad andare sotto, cioè è un telecomando un po' strano. Ma che simpatico il mini treppiede per il telefono. Sì, vedi che se devo andare in giro, fare anche belle foto, video, cose particolari, guarda, questo poi lo schiacci, tac, vedi, diventa piccolo, ok, e questo lo chiudi, puoi tenerlo anche in mano, è una figata come bastone, o anche per fare i video a testa in giù che segui la strada, ad esempio, è una figata. Per te è pronto il caffè di Van Life, perché si diceva appunto anche che l'altro giorno con gli amici, se non te fai il caffè non usi Van Life, voglio dire, cioè se è roba fondamentale di Van Life il caffè. Oh, bene, brutto magna spora, usciti in pari e rompe i coglioni per me camper in piazza. Guarda che le qua. Dimmi, hai fatto vedere la tua pallina, eh? La pallina, dov'è la pallina? Pallina! Ah,
è quella la pallina. Testa, mi sa che mando in mano anche la sedia svedese e mi spacca schiena. C'è tutta un'altra cosa è che dopo in viaggio questa va in giro perché ha le rotelle, porca miseria. Che anche vecchia, è tutta rovinata, sembra abbia cragna, in realtà no, è la finta pelle che è venuta via. Ho provato a lavarla ma più di così.